Lega Ambiente e Libera siano inscindibilmente per certi versi legati fin dall'origine. E questo perché l'ambiente, che è l'oggetto di attenzione ci ha portato, di attenzione di Lega Ambiente, ci ha portato poi a riflettere sulle ecomafie, per esempio, e il rapporto di Lega Ambiente sulle ecomafie è un punto di riferimento anche per noi di Libera, che lavoriamo sul territorio, che cerchiamo di far crescere una cultura altra rispetto alla cultura mafiosa, che è la cultura del disinteresse, che è la cultura del saccheggio più che la logica del servizio e quindi della salvaguardia dell'ambiente per il bene di tutti, perché il rischio è proprio questo, che non ci sia questa attenzione. Poi quest'anno c'è un tema particolare che un po' è intrigante, perché è il tema della bellezza, ma che ci appartiene anche come Libera, perché la bellezza è un tema che sconfina coi temi dell'indifferenza. Dove c'è la cultura della bellezza non c'è indifferenza, non c'è disimpegno, non c'è omertà, ma c'è la capacità di rendere bello e di rendere vivibile ciò che tante volte invece è in controluce. Ecco, questo mi pare che sia estremamente importante, e allora mi pare che quest'anno che è scoppiato questa collaborazione più profonda sia veramente importante.